La Chiesa non esclude nessuno, nemmeno quelli non sposati. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa di oggi alla Domus Santa Marta e rivolgendosi alle suore ha detto: siate madri, non zitelle. Ce ne parla Sergio Criscuoli. Nessuno è padrone della verità. Pronunciata dal pontefice, ingabbiato da un secolo e mezzo nel dogma dell'infallibilità, l'affermazione ha un certo peso. Indica la precisa volontà di Papa Francesco di aprire il più possibile la Chiesa al mondo. Quando ero bambino, racconta il Papa, si sentiva dire nelle famiglie cattoliche e anche nella mia, non con la fede ma con i muri. I cristiani invece sono costruttori di ponti. Papa Bergoglio fa questa riflessione durante la messa del primo mattino a Santa Marta, alla quale partecipa un gruppo di dipendenti vaticani, e lancia un monito. Pensiamo al danno che arrecano al popolo di Dio gli uomini e le donne di Chiesa che sono carrieristi, arrampicatori, che usano la Chiesa come trampolino per i propri interessi. Papa Francesco ripropone l'immagine di una Chiesa a fianco dei poveri che non perde il proprio coraggio. Il coraggio di andare alle periferie, qui dove sono tante persone vittime dell'idolatria, della mondanità, del pensiero debole, tante cose. Prima del bagno di folla all'udienza generale in piazza San Pietro, il Papa incontra 800 suore. Che cosa sarebbe la Chiesa senza di voi? Esclama, e poi definisce la loro castità feconda di spiritualità, perché la donna consacrata, dice, deve essere madre e non zitella.